73 scuole partecipanti da tutte le province del Veneto e anche dalla Croazia per un patrimonio immenso da studiare e tramandare. È l'ottavo concorso per la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto, la Festa del Popolo Veneto, che ha vissuto al Teatro Goldoni di Venezia la cerimonia di consegna dei 31 premi alle classi e scuole vincitrici che si sono esibite con emozione sul palco dello storico Teatro Veneziano. Noi pensiamo che una coscienza della propria identità, delle proprie radici comuni, dei valori comuni possa essere un elemento aggiuntivo anche per affrontare le sfide del futuro e per riuscire a vivere in un mondo globalizzato con maggiore consapevolezza. Parliamo di una storia millenaria, una storia di cui dobbiamo essere orgogliosi, e poterne parlare con i nostri ragazzi per noi rappresenta il modo migliore per trasmetterla a quelli che saranno i veneti del futuro. 73 i progetti presentati, sviluppati su 3 ambiti principali: la lingua veneta nel teatro, nella musica e nella poesia, il territorio regionale con il suo patrimonio storico, artistico ed enogastronomico, le leggende, i misteri e i personaggi che hanno saputo valorizzare e lasciare un segno nella storia veneta e veneziana. Quindi rappresentazioni teatrali, poesie, brevi brani e tutto quello che poteva essere legato più che altro a quella che era la storia e le tradizioni dei nostri nonni. C'è entusiasmo, c'è partecipazione, curiosità, perché molte cose non sono raccontate dalle scuole, quindi è l'occasione anche per conoscere ciò che abbiamo alle nostre spalle, ciò che ha fatto del Veneto al tempo della Serenissima Repubblica la prima nazione globalizzata del mondo.